Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. Oggi questa manifestazione ha raggiunto il cuore di Nuoro, il comune, la casa di tutti i nuoresi. Qual è il significato di questa scelta? Beh, il significato innanzitutto è che la protesta ha avuto un estremo rispetto della istituzione comunale del comune e infatti il cuore della protesta è stato svolto qua con lo sversamento del latte per terra. L'altro punto è che la Sardegna, la Barbagia, Nuoro devono fare di tutto perché al centro dell'agenda politica, dell'agenda degli interessi della Sardegna sia posta la problematica del latte e passata questa fase, diciamo così, critica, dove è necessario per forza un intervento pubblico per salvaguardare gli interessi degli allevatori, delle 12.000 aziende di allevamento. Poi però bisogna sedersi intorno a un tavolo seriamente e mettere al centro dell'agenda politica la questione latte e prezzo delle materie prime, perché la nostra Sardegna è un sogno di isola che fa dei prodotti veramente di eccellenza e devono avere il giusto prezzo, perché su quelli si deve basare il nostro futuro e non possiamo accettare che la classe più importante dal punto di vista della rappresentatività identitaria della nostra isola vada a lavorare sotto costo e quindi senza quell'entusiasmo necessario, sapendo che non potrà basare sul proprio lavoro l'economia della sua famiglia e quindi delle nostre comunità, dei nostri paesi, delle nostre città. Per cui il Comune di Nuoro è a fianco dei pastori. Io stesso come sindaco e presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, insieme all'ANCI, col Consiglio delle Autonomie Locali, 2 anni fa abbiamo fatto le manifestazioni con i pastori a Cagliari, siamo andati al tavolo delle trattative con la Regione, abbiamo ottenuto tutti insieme un finanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro. Oggi serve subito un intervento finanziario cospicuo che però riverberi i propri effetti nelle tasche degli allevatori come prima cosa.